Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Ragazzi, siamo su WWE 2K15 e purtroppo il commento non è in diretta perché Avermedia ogni tanto si diverte a vaneggiare. Però ragazzi, cercherò di renderlo in diretta perché chiaramente c'è un match che è un match epico, non è questo, è quello dopo. Purtroppo il commento in diretta era meraviglioso, però va bene, insomma dai, cercheremo di fare il massimo anche con la telecronaca così. Siamo Comenda Veneziano contro Zeus Tucker. Vediamo questo Zeus Tucker. Posso solo anticipare che questo match sarà molto veloce. Bisogna vedere però se a favore del veneziano o Tucker, ma quello dopo, ragazzi, ciao. C'è tanta carne al fuoco e si comincia, ragazzi, inizia il match veneziano vs Tucker. Subito il comandone parte. Il comandone prova subito, ma attenzione, vola via. Tucker cosa fa? Mamma mia, Tucker mi ha letteralmente fatto volare. Attenzione, Tucker ancora. Cerca di colpire subito le gambe veneziano, ancora, sulla testa. Mi sento tanto Michele Posa e Franchini. Vai Fioi, il comandone prova una presa ma ancora para il colpo Zeus. Ancora Zeus ragazzi, non un grande inizio per il comandone che lo becca un altro colpo alla testa. Ancora, che sta puntando tanto alle gambe e alla testa Tucker. Attenzione, ancora la testa Fio, il comandone Fio non sta capendo bene, non sta capendo un cazzo di questo match, molto bene. La cosa mi sta tranquillizzando. Attenzione ancora le gambe, gambe e testa in questo momento, ancora Tucker e finalmente il comandone ribalta tutto e prova il cume, attenzione, grande suplex comendiano, adesso vai di calcetti, tipici calcetti comendiani che stanno già facendo la storia di questa NXT, per i calcetti fastidiosi di veneziano, ancora il cume, schiva il colpo, grande cume, ancora sulla testa anche lui adesso, sta cominciando anche veneziano a scatenarsi. Lo tira su e vai, ginocchiata. Bravo veneziano, bravo, questo vogliamo. Sta cobrando molto bene NXT, è ancora imbattuto per il momento. Vuole fare come Goldberg, chi lo sa. Grande come, attenzione, ancora veneziano. Ancora veneziano, non lascia più respirare Tucker. Si è ribaltato completamente il match, si è ribaltato completamente ragazzi. Bravissimo Kume, ancora lui. Ancora qua schiva il colpo Tucker, ma ancora veneziano. Attenzione, il comeback di Tucker, ma non ce la fa ragazzi, non ce la fa. Il Kume vicino alla special. Attenzione, Spinebuster comendiana. Spinebuster comendiana. E forse si prepara per l'Archeo. Attenzione, il Kume è pronto all'Archeo. Archeo comendiana, vediamo. Vediamo. Mossa finale, vediamo. Archeo! E il Kume vuole schienare Tucker. Il Kume vuole schienare Tucker, vediamo. Uno rope break, incredibile, errore di veneziano. Rope break, pazzesco. Bravo ancora il Cume, forse proverà a schierarlo adesso, lo prova adesso. Uno, due e tre, e veneziano in pochi minuti distrugge Tucker. Signori, una nuova leggenda nella WWE. Grandissimo veneziano, che archeo ragazzi, signori che Cume, signori che Cume. Grande. E il primo match è andato ragazzi, ma adesso siamo pronti a un match epicus, a un tipico e classico match comendiano. Veramente straordinario comunque qua, non vedo l'ora di ricommentarlo a questo punto. Commentarlo avendolo già giocato mi permette forse di vaneggiare ancora di più, perché veramente sarà un match devastante ragazzi, qualcosa di epicus per essere chiaramente alle prime armi. Buono, tanto William Regal avrà che faccione a William Regal, che è molto contento, e andiamo ragazzi. Ok, adesso mi mette contro uno dei migliori lottatori della NXT, vediamo un po'. Comenda veneziano versus Bo Dallas ragazzi, che mi avete detto che è molto forte. Questo signori sarà un match epico, un match epico, veneziano versus Bo Dallas. Vai raga, la tensione è altissima, veneziano vuole fare comunque bella figura. William Regal ha detto l'importante è il divertimento, fai divertire i tuoi fan. Attenzione intanto, Bo Dallas parte subito a bomba. Attenzione Bo Dallas, attenzione ancora Bo Dallas. Subito gambata. Grande Kume, che reverse del Kume, attenzione, grande Kume. Il Kume vuole subito dimostrare di essere alla pari di Dallas, che ha perso nel Performance Center a inizio carriera.
Attenzione, proprio il Kuma è scatenato, sta massacrando Bo Dallas in questi primi secondi di match. Però Dallas, mano sugli occhi. Attenzione qua, ecco la solita sasso carta forbice. Bravo Kume. Attenzione il Kume ci prova, ma incredibile, Dallas per poco ce la fa. Dallas per pochissimo ce la fa, ancora Dallas. Purtroppo ancora Dallas. Il Kume deve liberarsi, ci prova, ma ancora Dallas! Incredibile, di pochissimo Dallas riesce a massacrare il braccio del Kume. Ancora Dallas per il dropkick. Dallas è un lottatore completo, ragazzi. Questo sì che è un professionista. Attenzione, bravo Kume, qualcuno fa una bella cosa. Interrompe il ritmo di Dallas. Ancora il Kume schiva e suplex. La folla si gasa, ragazzi, soprattutto quella femminile che ama il paccotto del Kume. Vai Fiori. Per il momento un match abbastanza equilibrato. Bravo Kume, bravo. Peccato, qua si libera bene Dallas. Ecco, questo non ci voleva. Ancora Dallas. E Dallas, attenzione, il Kume non riesce a schivare i colpi purtroppo. Attenzione ragazzi, ancora il Kume non riesce proprio, sembra un attimo in difficoltà il suo veneziano. Suplex. Mamma mia. Cioè, purtroppo i colpi di Dallas si fanno sentire, già il 55% della special, siamo ancora al 31%, quindi lui è più vicino sicuramente a qualcosa di buono. Ancora. E ancora Dallas, signori, adesso il match sta prendendo una brutta piega, Attenzione, ancora Dallas, il comandone è già rosso. Il comandone è già in grosse difficoltà e ancora si libera Dallas. Ragazzi. Purtroppo William Regal ci ha detto di fare un match epico, cercare quantomeno di tenerlo, portarlo per le lunghe, ma non sembra così purtroppo. Questo è l'obiettivo, tenerlo il più possibile, perché vincere è praticamente impossibile contro questo Dallas. Ma almeno cerchiamo di tenerlo lungo. Attenzione, deve durare il più possibile questo match. È già la special. Attenzione, mamma mia, special completata. Prova lo schienamento. 1, 2, mamma mia, si salva il Kume, ma ha già la finisher. Dallas ha già la finisher, purtroppo. Situazione disperata, Dallas è ancora perfetto. Attenzione, prova la finisher. Attenzione, Dallas. Finisher di Dallas. Eccolo qua, ragazzi. Lei sembra l'epilogo per il Kume. Attenzione, rope breaks. Il Kume si salva. Il Kumendone si salva, ragazzi, è impressionante. Che fortuna, era praticamente sconfitta, invece le corde salvano il Kume. E il Kume adesso prova a portare a proprio vantaggio questa situazione, visto che il Kume è maestro di queste cose, che è praticamente il punto forte del Kumendone è il cuore. Dai Fiori. Bravissimo Kume. Vai ancora il Kume. Sta ribaltando una situazione pressoché disperata. Grande veneziano. Super fantacume. Vai Kumendone. Questo match veramente sta massacrando anche il telecronista. Attenzione però Dallas. Ancora Valkume riesce a ribaltare la situazione per l'ennesima volta. Mamma mia, ragazzi, sembra Rocky Balboa, Fiori, per il cuore che ha un grande incassatore il Kume. Attenzione il Kume. Ancora il Kumendone. È ancora scatenato adesso. Scatenato adesso veneziano anche Dallas, sembra un po' in difficoltà, non se l'aspettava Dallas. Dallas ha fatto troppo il figo, è partito troppo forte Dallas e forse accusa anche un po' la stanchezza. Attenzione però qua Dallas si riprende, però intanto sono riuscito anch'io, sono riuscito ad allungare un po' il match e William Regal sarà felice di questo. Avrei bisogno anch'io di fare una mossa speciale almeno. Non pretendo una finisher per cercare di portare il match a livello epicus. Attenzione ancora il Kume, qua non riesce proprio a difendersi su questi colpi. Dallas però dimostra una tecnica superiore. Cosa ne pensa Michele Posa e Franchini? Bravo Kume. Attenzione, grande Kume. Dai Kume, provaci, bravissimo, questo è importantissimo, stiamo spezzando anche noi il fiato di Dallas. Vai Kume con i calcetti, attenzione alla Kume, alla special, attenzione Dallas, questo è pesante, attenzione qua rischiamo. Attenzione, prova lo schienamento, Dallas, rope break, Dallas sta sbagliando qua, però Dallas sta sbagliando. Ho bisogno almeno di una mossa speciale per rendere il match epicus. Dai Kume. Non ce la fa il Kume, non ce la fa ancora, sbaglia purtroppo, non riesce a schivare il colpo. Attenzione, mamma mia, questa proprio il Kume l'ha sentito in maniera clamorosa, il corpo e la testa sono rossi, ormai per il Kume è finita, ma comunque grande Kume. 1,
2-2, si salva! E si salva il Cume, lo portiamo ancora avanti questo match. Lo portiamo ancora un po' avanti. E addirittura schiva il colpo, ma poi Dallas lo riprende. Mamma mia, ragazzi. Il Cume non ce la fa più, ragazzi, ma ha ottenuto il suo risultato. Attenzione, ai ai ai. 1, 2, si salva per l'ennesima volta. Non sapeva più cosa dire, ragazzi. Veneziano sta veramente compiendo il miracolo cumendiano. Attenzione, poi il Cume la schiva e può tentare la finisher. Può tentare la finisher attenzione! Tutto su un colpo archeo cumendiana. Ribaltato tutto, pazzesco. Incredibile, dal nulla questa archeo. E prova lo schieramento per la beffa. 1, 2, e si salva Dallas. Non ci credo. Si è salvato anche Dallas. Ma adesso il Cume è scatenato, ha ribaltato tutto, è pazzesco, no, Fioi? Questo match sta entrando di diritto nella storia di NXT, ragazzi. Io non avanto più, non ce la faccio più fare il doppio. Attenzione ancora Dallas. Ai ai ai, forse è finita. Dallas, 1, 2, è finita, no! Il Cume si salva ancora. Il Cume si salva ancora, ragazzi. William Regal è comunque già pronto a fare i complimenti a Veneziano dopo il match. Però se deve finire, se no il Cume rischia un infortunio, cazzo. Attenzione ancora. No, il Cume, ragazzi, è terminato. Il Cumendone è terminato. Dallas si prova, ma è frustrato, ragazzi. Bravo, come deve spararle queste, però non riesce a pararle, attenzione. E Dallas è vicino. Dallas è vicino ad altre finisher. Ai ai ai, ciao. Ragazzi, qua il Cume ha dato tutto, ma adesso forse è finita. Adesso forse è finita, non riesce più a tenere il Cume. Ha fatto l'impresa che doveva fare, ma non può anche pretendere di vincerla. Non può anche pretendere di vincere il Cume. Attenzione, attenzione, ai ai ai, ancora. Basta, ancora una special, ma complimenti a Veneziano, il pubblico è tutto dalla sua parte. Un debuttante ha dimostrato veramente cose incredibili contro un veterano come Bo Dallas. Attenzione, qua arriva forse la special, attenzione, attenzione invece il Cume, cosa cazzo fa? Incredibile il Cume, incredibile Spinebuster cumendiana. Nell'unico momento che poteva fare questo è riuscito a farlo, è pazzesco. Prova lo schieramento, 1, 2, e Dallas si salva. No, non finisce più questo match, non finisce più. Non finisce più. Attenzione, ai ai ai, qua Dallas prova. Attenzione Dallas. Butta giù il Cumendone. Ma il Cumendone l'aveva ribaltata. Ai ai ai, questa è pericolosa. 1, rope break. Non so come, ma rope break. Forse qualcuno ci vuole bene, ragazzi. Forse anche l'arbitro ci vuole bene. Non capisco più niente. So solo che il Cume sta facendo un miracolo. Oh mio, si è salvato 50 volte. Attenzione il Cume adesso. Contromossa. Adesso il Cume è distrutto, è piegato. Deve tentare l'archeo. E qua fa un errore, porca miseria, errore cumendiano. E Dallas se ne approfitta. E forse questa sarà la fine di Veneziano. Ecco, sto rope break sicuro. E invece no, si salva però lo stesso. Si salva lo stesso, ragazzi. Si salva lo stesso. Mamma mia che match. The Epic Match, il Cume va a vuoto, errore scandaloso, ai ai ai, bruttissimo errore, siamo proprio a centro ring, adesso nessuno può salvare il Cumendone che forse è finita, 1 ancora, e ancora fiato Veneziano, è già una finisher, no ragazzi, signori, questo match non ha senso, questo è un match, attenzione, bravissimo, e il Cume all'ultimo respiro tenta il miracolo, ragazzi, prova lo schienamento, 2 ancora, si salva Dallas. Non so più cosa dire, ragazzi, non so più cosa dire. Ha bisogno solo di un archeo, forse ci prova adesso, ragazzi. Vediamo se ce la fa. No, va col suplex, non si fida, il Cume è stanchissimo, ragazzi, questo Cume è devastato, anche il pacco del Cume è distrutto, ragazzi. Mamma mia, gli atleti sono piegati gli atleti. Forse ci proverà adesso, vediamo, attenzione il Cume è finito, Bo Dallas non si regge più in piedi, è frustrato anche dopo le 1000 imprese di Veneziano, attenzione, archeo ancora, e forse questa volta è fatta, vediamo se lo schieramento, 1, 2, 3, signori, è pazzesco quello che è successo a NXT, Veneziano ha vinto un match memorabile, era perso per 3 volte, e il Cume l'ha ribaltato. Signori, questo Cume merita di essere il contendente numero 1. Non so cosa dire, ragazzi. So solo che il Cume ha fatto un'impresa senza precedenti. Mamma mia, ragazzi, sono devastato, sono distrutto anche perché è stato duro commentare questo match per la seconda volta, Oddio, sono finito.
il migliore di sempre, ragazzi. Guardate, cioè, quanti punti ho preso, ragazzi. Ho preso non so quanti punti. Non ho mai visto un debutto del genere, William Regal, e vuole mettermi nel match per il contendente numero 1. Quindi devo stare pronto. Ragazzi, si gode. Ragazzi, si gode a bestia. Raga, un saluto dal commendone veneziano e ci ribecchiamo al prossimo video. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.